L'artista comunica in molti modi e fondamentalmente l'artista dialoga con il proprio inconscio, io sono convinta di questo. Parla prima di tutto con se stessa, col proprio inconscio, e cerca di condividerlo con gli altri. Io come ho fatto? Io lo trasmetto attraverso il colore e attraverso questo astratto che è il mio ultimo periodo. L'astratto per me che cos'è? Si parte comunque da qualcosa di fisico che si sgretola in un disordine che poi viene riordinato. Allora è un discorso di riordino del proprio inconscio fondamentalmente, ecco. Cioè io voglio riportare ordine nel caos totale che insomma è il mondo dell'inconscio, questo. La sua partenza è stata figurativa, lei ve lo conferma, e tra le opere che io ho ammirato di più di Antonella Peresson alcuni anni fa c'erano soprattutto alcune barche, e queste barche assumevano per me un significato quasi simbolico. Mi richiamava la barca di Edgar Lee Master quando dice che la vita è un po' come una barca, nel senso che devi percorrere il mare, altrimenti se non percorri il mare, se non esce la barca, che senso aveva nascesse barca? Poteva nascere una qualsiasi altra cosa. E io credo che in questo tuo figurativo dei primi anni della tua produzione ci sia anche questo motivo di simbolismo, ma tu devi confermare o negare questa mia ipotesi. Sì, sono partita dal figurativo e le barche erano una forma che mi attraeva tantissimo. Comunque facevo delle barche ferme, delle barche quasi sulla sabbia, non sono mai state delle barche che andavano in mezzo al mare. Questo era un segnale che io dovevo partire e non riuscivo a partire. I quadri di adesso sembrano invece un mare in tempesta, cioè un mare aperto. E quindi molta della mia paura, delle paure se ne sono andate, cioè io non ho paura più di viaggiare attraverso i miei mondi interiori e di farli vedere agli altri. Questo per me è un grande processo che sto facendo. Se tu ti ricordi delle mie barche, erano tutte ferme nei porti oppure in quei posti dove si aggiustano le barche, no? Era molto bello, però erano ferme, non erano in mezzo al mare. Per quello mi ricordava la poesia di Edgar Lee Master, di questa barca che non esce, che si rifiuta di essere tale. Io vorrei chiederti quali sono i prossimi appuntamenti, perché parte del pubblico potrebbe essere interessato a incontrarti, sì, al secondo stand Ombrellone, ma anche in altri appuntamenti futuri. Appuntamenti a Udine sono sempre disposta ad accettarli, e dove voi mi invitate io amo tantissimo fare le cose a Udine, perché nella mia città mi piace stare e condividere proprio quello che faccio. Quindi i prossimi in giro Cividale ci sarà una mostra al Monastero Maggiore di Cividale nel mese di settembre, e al Museo delle Carrozze a San Martino di Codroipo. Nel mese di agosto a San Martino di Codroipo con il motivo del viaggio. Anche questo è il motivo del viaggio, che è sempre nei miei pensieri il viaggio e l'emozione del viaggio che ho messo in questa mostra, e Cividale, e poi il mese di dicembre Italian Secret. Grazie. Bene, grazie Antonella, allora avremo modo di incontrarti ancora. E siamo giunti quasi alla conclusione.